Continua con successo nella città di Sora la mostra d'arte cinematografica Vittorio De Sica, un importante progetto di promozione culturale del territorio attraverso l'arte del cinema, nel nome del maestro del cinema sorano Vittorio De Sica, promosso dall'assessorato alle politiche culturali del comune di Sora e finanziato dalla Regione Lazio. Un ricco cartellone di eventi che ha portato nella città di Sora personaggi del calibro di Giancarlo Giannini, Michele Placido, ma anche il maestro Alfonso Paganini, e poi concerti, spettacoli teatrali e di danza, mostre ed anche un concorso cinematografico. Nella serata di domenica 29 luglio in piazza Maier Ross sono stati premiati i vincitori del concorso cinematografico. A vincere la prima edizione del concorso cinematografico della mostra Vittorio De Sica il cortometraggio Volto le pagine di Matteo Olini, corto che si è aggiudicato anche le menzioni speciali di miglior sceneggiatura originale, miglior attore e miglior regia. Ho ricordato Vittorio De Sica e tanti altri nomi illustri del cinema di origini non solo sorane ma anche dell'Interland, penso a Marcello Mastroianni di Fontana Liri, penso a Nino Manfredi di Castro dei Volsci, Ennio Morricone che ha i suoi natali ad Arpino, che poi è la mia città, quindi sono felice che si torni a parlare di cinema a Sora. Con la nostra associazione, la Cinegrafilm, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo realizzato il nostro primo cortometraggio e la soddisfazione è davvero tanta. Il cortometraggio ha un tema molto delicato, che è quello dell'omofobia e dell'esclusione sociale. Nasce da un brano della colonna sonora scritta da un mio amico Massimiliano Di Vito, che mi aveva chiesto di realizzare un videoclip musicale. Il tema era talmente delicato e talmente profondo che non mi è sembrato giusto trattarlo con un video musicale, ma abbiamo pensato, ecco, di andare a scrivere una vera e propria sceneggiatura, quindi affrontare il tema con un cortometraggio e quindi con un'opera più completa. La menzione di miglior colonna sonora è stata assegnata ad Attilio Pace per Cipri e Caffè. La menzione per miglior montaggio a Matteo Bianchi per Ti vedo nelle stelle e la menzione per migliore fotografia a Massimiliano Iosa per Ti vedo nelle stelle. La mostra d'arte cinematografica Vittorio De Sica è realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la presidenza del Consiglio Provinciale di Frosinone, e continuerà fino al prossimo 14 settembre con ancora tanti appuntamenti di arte, cultura e cinema. Naturalmente la mostra d'arte cinematografica non termina questa sera, ma già da domani andremo avanti con le proiezioni dei film di De Sica nel chiostro del Museo Civico e altri appuntamenti con Marco D'Amore, il protagonista della serie Gomorra, che reciterà De Sica insieme con l'Orchestra da Camera di Roma, e per terminare poi con gli eventi il 14 settembre insieme ad Andrea De Sica, il figlio di Manuel, del compianto Manuel De Sica, grandissimo musicista e autore di parecchie colonne sonore dei film di Vittorio De Sica. Quindi invito tutti quanti a partecipare, a continuare a partecipare alle manifestazioni, e nell'autunno e inverno poi daremo spazio ai workshop dedicati ai ragazzi, agli studenti delle scuole di istruzione secondaria, quindi daremo la possibilità a 50 studenti di frequentare questi workshop per quanto riguarda il cinema, la fotografia, il montaggio e quant'altro. La serata è stata allietata dall'esibizione dell'orchestra Napoli 3 punti a capo.